Vasi di Piraino va in scena la 17ª giornata del girone B di eccellenza siciliana. La Nebros arriva all'appuntamento con il morale alto dopo il blitz esterno per 2-0 sul campo del Leonzio. Percorso diverso per il Niscemi, che nell'ultimo turno si è arreso tra le mura amiche al Melilli, interrompendo la propria striscia positiva. In classifica il Niscemi naviga in acque tranquille con 24 punti. Prima occasione di marca Nebros con la punizione scodellata dentro, ci prova Margaritini, tentativo che non inquadra il bersaglio grosso. Ancora Nebros pericolosa con Margaritini che affila il mancino, porta in vantaggio la compagine tirrenica, si sblocca il parziale a Lenzo Vasi di Piraino. Nebros che si dovrà però guardare dalle offensive nissene, non prima di aver cercato di raddoppiare con il tentativo di Travaglia che non inquadra il bersaglio grosso. Dall'altro lato azione in bello stile di Boyang che chiude con il mancino neutralizzato all'estremo difensore Sendin. Nel secondo tempo è Diavu a raccogliere un pallone vagante al limite dell'area di rigore, armare il destro e freddare sul proprio palo Sendin, ristabilendo la parità del punteggio 1-1. Occhio però, perché dall'altro lato ancora un'occasione Travaglia, forse in posizione di offside, non per il primo assistente. Lamenta però nel finale un possibile calcio di rigore sul numero 19 Messina. Il Niscemi, non ravvisato dal direttore di gara nel finale Mattia Trovato, scodella dentro per l'incornata di un compagno di squadra. Si trattava di Nicolas Torres. Termina il pallone tra le braccia di Sendin e termina così anche la sfida né vincitore a Lenzo Vasi di Piraino, 1-1 tra Nebros e Niscemi.